Se ci torna adesso per un'altra puntata dentro la nostra dentro a Lagole, che è un altro sito di notevole importanza che è stato scoperto un bel po' di anni fa, diciamo che è il sito un po' più antico. E avevamo un nostro amico qua, Luis Bertagnin Deziano, che è originario di Cialauz, e diciamo che conosce la storia dell'Agole e se la farò contenti da lui. Ciao Luis. Ciao Alberta, allora sì, questo è un sito abbastanza importante perché le dedica a una divinità che all'epoca era conosciuta non solo qua ma anche in tutto il settore alpino, che infatti le scoperte gli ha portato alla luce un santuario dedicato a una divinità che curava, appunto la divinità si chiama Trimusiate Sanantes. Le origini di questo sito si può attribuire all'età più o meno al III secolo a.C., che all'epoca era celtica. Subito dopo i Celti gli nesti i Romani. Gli scavi ha portato alla luce una notevole miriade di particolari, di statuette, di iscrizioni. All'inizio ci attade casualmente, infatti si contea anche di tradizione tra padre e figlio che i bocce ancora prima nell'Ottocento, nel Settecento, viene adogato da qua, che sarà una zona all'epoca molto ricca di grotte, una zona calcica. I bocce viene adogà e si imbattea in monetine dell'impero romano, statuette, incisioni, e questo l'ha sempre portata la gente del paese di Cialauz a pensare che l'Agole era sempre abitata. Infatti anche a me pare da piccolo mi diceva sempre l'Agole era abitata una nota. Tutto questo l'ha portato a un tosat di Cialauz che si chiama Giovan Battista Frescura a dire: ma se l'Agole era abitata, io voglio accettare le prove. Ieri in questo cadeau l'ho cominciato a scavare qua intorno, un tipo di passione, un team dopo lavoro, perché lui laurea nella fabbrica di acciai, che ha tutti laurea con gli acciai, e ho cominciato a scavare un in là e pian piano viene fuori iscrizioni, targhette, bronze. Qua compare nella storia anche Enrico Delotto. Niente, Enrico Delotto ha cominciato a scrivere, a pubblicare libri, e la sovrintendenza di Padova l'ha cominciato anche a finanziare i primi scavi seri. Ha cominciato a scavare finché con il tempo, con gli anni, riuscire a concludere che Cal era effettivamente un tempio, un santuario dedicato a questa divinità Trimusiate, che era una divinità più che altro celtica, non romana. Col tempo i romani gli accettarono questo sito e gli ha visto la continuità di tramandare la tradizione delle cure. Perché questo? Perché questa zona è famosa anche perché è piena di ega termale, un sacco di sorgenti con un'ega particolare che cura tutte le malattie. Nell'antichità questo si sapeva, infatti viene da tutte le parti per farsi curare, perché cura malattie della pelle, come le piaghe, come le dermatiti. Tutto questo all'epoca non era intesa come proprietà dell'ega, ma era intesa appunto come una cura divina. Cal era la tradizione, una volta che si era a curare, di lega con un mestol, una volta besta lega, si spacchea il mestol alla base della coppola e questo mestolo veniva o appeso agli alberi o lanciato per terra, come esorcizzare il mal. Infatti mi pare che le sta proprio per questo motivo che si è arrivati a questa conclusione. Insomma. Il manego era a nastro e l'era scritta un'incisione prima celtica, con scritture celtiche, poi passate a scritture romane. E da questo che si deve salire più manco che il sito doveva girarsi al III secolo a.C. E le scritte erano tutte delle frasi che desea del tipo: io, Luis, ringrazio questa divinità per avermi curato questo male. Col tempo è passata da un come sito celtico a sito romano, infatti è state accettate monete romane dell'epoca dei Romani,
queste monete erano tutte rotte, perché rovinandole e lasciandole cale era come privare del valore della moneta e sacrificare questo valore alla divinità come ringraziamento. Infatti, se no erro, sto frescura che si aveva fatto tutti questi ritrovamenti che li aveva portati a casa, aveva anche un paura di queste maledizioni che venivano da queste leggende. Sì, perché pian pian che sto culto veniva a galla, si svelea e sto frescura diceva: ma se io porto tutte queste cose a casa mia, non è che mi porto anche tutte i mai, tutte le malattie a casa mia? E lei era preoccupata, insomma, di ce n'è tutto a casa. E dopo come se lo completa il tutto? Se lo completa che la maggior parte dei reperti le deste in team perdure, un team le sta ciappare dalla soprintendenza di Padova per studiare e per portare avanti lo studio di questo sito, perché questo sito è ancora in fase di studio. Cassotte, è tutto un impero che deve venire ancora a gala. Alcuni reperti le custodite al Museo della Magnifica Comunità de Pie, che sarà da valorizzare un team de P. Beh, intanto il nome Lagole è un nome latino che deriva dall'aculus, che vuol dire laghetto piccolo, perché Cale ha tutta una zona di risorgive, dei laghetti, di ega. Questa è una lega particolare perché se te sente l'odore, il sapore, le pesante, dà l'idea che sia goe marse. In realtà non è l'ega che le marsa, è proprio le proprietà che le inte in questa ega. Questa ega è particolare perché le solfuria, le ricca di zolfo, le ricca di magnesio, di ferro. Si sa che queste proprietà fanno bene al corpo umano, fa bene alla circolazione del sangue, alla diuresi, alle cure della pelle. Le sorgenti però non l'era qua, l'era più in su, più a monte. In una località noi chiamiamo un laghetto Lettose, perché la storia vuole che Lettose vada sempre a farsi il bagno là. E dopo con un sistema di canalizzazione i romani gli era bravi a lavorare con collega a portare l'ega, e che stega veniva a portare a Cadò, e Cadò con un sistema di vasche e dei bagni farà tutto questo culto delle guarigioni. Mi pare che a riguardo dell'ega dell'Agole le anche parecchie leggende, però una delle più famose è quella delle Anguane, de Bianca, magari in accenno così, giusto perché fa parte del posto. Beh, qua si è sempre visto che l'Agole era abitata e quindi la gente era propensa a formulare storie, leggende, a raccontare tosate. La più famosa è quella di Bianca. Bianca era la figlia del capovilaio, un vilaio che sorgeva sulle sponde del lago, e queste tosate, le tosate Cialaus, era belle appunto perché si faceva il bagno in tetelega. Questo suscitava l'invidia delle longhe longagne. Longhe longagne era delle femmine brutte, la leggenda le dice che era metà donne, metà ciaura. E un dì, approfittando di un rituale del bagno del lago, ne fuori dalle grotte, deste su al laghetto e le accopare tutte, compreso la figlia del capovilaio che era la più bella e si chiamava appunto Bianca. E allora tutte le tosate e Cialaus ha fatto una barella, e ha messo solo in questa barella e a portare insieme alle marmarole. E dalle gosse di sangue che tomava per terra nasceva dei fiori rosa, dei fiori che le tutte sparse da qua fin su alle marmarole. Appunto la croda più bella delle marmarole si chiama croda bianca. A differenza delle sorgenti e del laghetto delle Tose che le sta a valorizzare, mi pare che le sta fatto poco, soprattutto negli anni passati. Adesso forse qualcosa viene avanti, ma secondo te un consiglio? Beh, qua dopo i scavi non le sta più valorizzando. Un consiglio che può dare è fare delle segnaletiche, portare il turista a Cadò e segnalare che questo è un tempio molto importante, è un sito molto importante, cosa che purtroppo la gente non lo sa. Beh, spero anche che il cadito lui si venga a ascoltare e che sia l'amministrazione comunale sia chi de dovere mette in man per valorizzarlo in de più, per portarlo a conoscenza, perché il merita davvero. Vi do appuntamento a un'altra puntata dentro la nostra dente e vi saluto.